Il presidente della regione Renato Schifani ha revocato ieri 2 assessori della Democrazia Cristiana, Nuccio Albano e Andrea Messina, e afferma nella sua nota: alla luce del quadro delle indagini che sta emergendo riguardanti l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, ritengo doveroso riaffermare la necessità che il governo regionale operi nel segno della massima trasparenza, del rigore e della correttezza istituzionale, principi che rappresentano il fondamento stesso della buona amministrazione. In questa prospettiva e fino a quando il quadro giudiziario non sarà pienamente chiarito, ritengo non sussistano le condizioni affinché gli assessori regionali, espressione della nuova democrazia cristiana, possano continuare a svolgere il proprio incarico all'interno della giunta regionale. La nota prosegue affermando: vuole essere una decisione improntata al senso di responsabilità, alla tutela della credibilità dell'istituzione e al rispetto dei siciliani che confidano in un'amministrazione trasparente e coerente con i valori della correttezza e rigore che devono sempre ispirare l'azione pubblica, e valori che costituiscono il cardine etico e politico su cui si regge il fondamento della mia azione politica per rappresentare l'interesse collettivo con autorevolezza e trasparenza. Non si tratta, aggiunge Schifani, di una decisione di parte né un giudizio sulle persone, alle quali va il mio personale ringraziamento per l'impegno, la dedizione e il contributo offerto finora, ma di un atto di responsabilità politica e morale. In momenti come questo, chi ha l'onore e la responsabilità di rappresentare i cittadini deve saper anteporre il bene collettivo, la credibilità delle istituzioni a ogni altra considerazione. Ringrazio i parlamentari della nuova democrazia cristiana per la loro consolidata lealtà politica e parlamentare, ha concluso Schifani, auspicando che essi continuino a sostenere i provvedimenti dell'esecutivo regionale nell'interesse superiore della regione siciliana, dei cittadini che rappresentiamo, nella convinzione che la responsabilità e la coesione istituzionale debbano prevalere su ogni altra considerazione. Solo così sarà possibile proseguire nel lavoro di governo con la serenità necessaria, la chiarezza e coerenza rispetto ai valori di legalità e di buon governo che tutti siamo chiamati a difendere. Le funzioni degli assessorati alla famiglia e alla funzione pubblica sono state assunte ad interim direttamente dal presidente Schifani. Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile, ma nelle mie scelte ha prevalso l'esigenza della tutela della legalità e trasparenza del governo delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo. Un governo che deve andare avanti. I dati di Banca d'Italia confermano come siamo nella buona strada. Cresce l'economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, crescono gli export, cresce il turismo. Andiamo avanti con ferma determinazione e anche con coraggio.